Professoressa, parliamo di Health Chef, nel senso che è un'idea nata anche da lei. Sì, è un'idea che è nata proprio da me, devo dire, parlando, io ho lavorato insieme, chiacchierato, ho fatto conferenze insieme a Daniele Nucci, che è un nutrizionista dell'Istituto Oncologico Veneto, un ricercatore ed è anche uno chef, e quindi con lui ogni tanto abbiamo parlato di come migliorare il rapporto tra appunto salute e alimentazione e come far passare più facilmente questo messaggio che è così importante di quanto la nostra salute dipenda dall'alimentazione. E quindi appunto una volta parlando con Franco Conzato gli ho raccontato di questa idea, gli ho detto avevo pensato a un format tipo Masterchef, solo Health Chef, e lui dopo poche ore mi ha chiamato, mi ha detto registrato il marchio, possiamo partire. Quindi è nato tutto così, e come è proseguito? È proseguito, abbiamo creato un comitato scientifico in cui ci sono appunto sia scienziati, ricercatori, nutrizionisti, sia delle persone che si occupano di cibo, no? Di nutrizione, e di persone che hanno chi appunto pasticceria, chi gelateria, chi invece ristoranti importanti come Alaimo. Quindi l'idea è di mettere insieme queste competenze e di in qualche modo invogliare i ristoratori, chi opera appunto in questo campo, a inserire nei loro menù dei piatti che siano approvati dal comitato, quindi che abbiano sia caratteristiche positive dal punto di vista di come è fatta la ricetta, del gusto, no? Della ricerca degli ingredienti, dell'impiattamento, ma che abbiano anche delle caratteristiche di salute, cioè che per come sono composti siano adatti a essere suggeriti per un'alimentazione sana. Le chiedo subito, il famoso piatto unico è importante o bisogna aggiungere per esempio la parola bilanciato? Bisogna sempre aggiungere la parola bilanciato e non si può semplificare il concetto. Noi possiamo dare delle indicazioni generali, no? Tipo bisogna evitare di consumare i dolci, bisogna evitare di consumare i grassi, bisogna avere un'alimentazione basata su cereali integrali, legumi, verdura, frutta. Queste sono indicazioni generali che vanno bene per tutti. Poi è ovvio che ci sono invece delle condizioni completamente diverse, perché se io devo dare un suggerimento di dieta, di alimentazione a un bambino o a una persona di 60 anni sarà completamente diverso, così come sarà diverso se è un trentenne che passa tutto il giorno seduto davanti al computer, no? Che sta tutto il giorno lì a lavorare, o che invece è uno sportivo professionista che si allena 5-6 ore al giorno. Quindi le condizioni sono molto diverse, però appunto ha delle indicazioni importanti ci sono. Dal mio punto di vista, che sono un'immunologa, quello che possiamo dire è che l'alimentazione è importantissima per tenere sotto controllo l'infiammazione, perché l'infiammazione del nostro corpo, che è un problema grave perché poi è la base di tutta una serie di malattie, dal cancro alla demenza, alle infezioni, alle malattie autoimmuni, alle allergie, ecco, questa infiammazione dipende fortemente dai microbi, dal microbiota che ci abita, che abita nel nostro intestino, nel nostro corpo, quella famosa flora batterica che conosciamo da tanto tempo, e che dipende da cosa? Da quello che mangiamo. Cioè, se noi alleniamo i nostri microbi a produrre molecole antinfiammatorie, avremo un'azione protettiva. Se invece noi selezioniamo quei microbi che invece ci causano infiammazione, ecco che aumenterà il rischio di cancro e di tutte quelle patologie che ho nominato prima. A proposito di patologie, si può anche fare un riferimento Covid alimentazione? Si può prevenire anche con l'alimentazione? Possiamo essere, non lo so, in qualche modo aiutati dall'alimentazione? Allora, sì e no, nel senso bisogna chiarire, per esempio l'obesità sappiamo che nel Covid è un fattore di rischio importantissimo. Perché? Perché il paziente obeso è un paziente infiammato, è un paziente che ha una produzione di citochine, di adipochine infiammatorie maggiore rispetto a una persona normopeso. È di solito un paziente che ha anche problemi metabolici, che ha spesso diabete, quindi danno a livello vascolare, quindi tutte condizioni che predispongono a una forma severa di Covid, e infatti appunto l'obesità è tra i fattori di rischio. Da questo a dire che noi possiamo prevenire il Covid con l'alimentazione, no. Quello che possiamo fare è mantenere il nostro corpo in una situazione di equilibrio, in uno stato attivo di protezione, appunto tenendo sotto controllo l'infiammazione e stimolando quel sistema immunitario che invece ci protegge, e lo facciamo nel modo in cui ho detto prima, senza fumare, senza bere,
dimagrire mangiando pochi zuccheri, mantenendo un peso corporeo adeguato, facendo attività fisica e nutrendoci prevalentemente di cibi integrali, frutta e verdura. A questo proposito poi c'è tutto il versante di chi invece prende il Covid. Sappiamo che probabilmente lì ci sono anche dei problemi, perché c'è chi dimagrisce tantissimo perché non sente più gli odori e i sapori, quindi quello è tutto un altro versante. Sì, lì entriamo nella cura del paziente, che ovviamente è completamente diverso dai discorsi che stiamo facendo, perché se già non possiamo generalizzare nel suggerire un'alimentazione alle persone sane, a maggior ragione nessuno può pensare di generalizzare quando si parla di un paziente. Ricordiamo che ogni terapia, ogni paziente deve essere seguito dal proprio staff medico, che deve dare le indicazioni. Non bisogna mai fare il fai da te, perché il fai da te è pericoloso. Il paziente oncologico ha delle esigenze nutrizionali particolari che devono essere prese in carico dall'equipe medica che lo segue, così come pazienti affetti da sclerosi multiple e così via. Quindi insomma, noi parliamo sempre di persona che sta bene, che è sana. Ogni condizione patologica va seguita dall'equipe medica. Ultima cosa, ritorniamo un attimo all'alimentazione. Chilometro zero, prodotti di stagione, sono un po' questi poi in massa e quali bisogna riferirci? Ma questo non è così tanto importante dal punto di vista del discorso che facevamo della salute. Nell'ambito della salute quello che conta è la quantità e la qualità, nel senso che tipo, dove prendo le calorie. Invece questo discorso è molto importante dal punto di vista della sostenibilità. Oggi sappiamo che dobbiamo andare verso una nutrizione sostenibile. Cosa vuol dire? Che non deve sfruttare il pianeta, deve tener conto anche dell'effetto sull'anidride carbonica, e quindi per questo un minor consumo di carne, deve tener conto della disponibilità per tutti, insomma siamo tanti nel mondo, quindi è diverso. Questi sono temi molto importanti, ma che sono molto più importanti dal punto di vista economico-sociale che non dal punto di vista della salute. Ultimissima cosa, la professoressa Antonella Viola come si nutre? Io mi nutro prevalentemente di, appunto, come dicevo, farro integrale, verdura, pomodori, così, anche proteine, mangio di tutto, preferisco mangiare il pesce piuttosto che la carne, mangio formaggi magri, non mangio i formaggi stagionati. E poi cerco, quando riesco, di allenarmi, di fare un po' di attività fisica, che alla nostra età è addirittura più importante dell'alimentazione per stare in forma, quindi a dedicare durante la settimana almeno 4-5 ore a noi stessi, al nostro benessere.